Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo quindi il nostro video, le nostre sfide contro Betarmo. Come vedete qui ci sono già delle sfide risolte. Queste le ho fatte una sera per conto mio, 1880, ma ero riuscita a cavarmela. Poi questa era stata la sfida con Bobby Fischer. Quindi ora ci manca 1500 e poi comunque ripasserò dai 1880, poi ci sarà, ecco, dal 1880 a 2004 sarà abbastanza difficile, però questa vi ricordo che l'avevo vinta abbastanza tranquillamente. Però oggi andiamo a giocare a 1600, vediamo che sorte ci tocca. Tra l'altro non per forza col bianco, chissà, può esserci anche il nero, invece ci è uscito il bianco. I need a challenge. Va bene, siamo pronti per la nostra challenge, siamo prontissimi. Tu mi grunfeldizzi? Mi grunfeldizzi? Non mi grunfeldizzi? Allora basta, posso fare 4 adesso. E adesso passerai le pene dell'inferno, mia amica cara. No, non è vero. Non c'è nulla di strano in questa posizione. Sembra essere tutto piuttosto tranquillo. Giochiamocela così. Ok. Penso che tu voglia cambiare i cavalli, dopodiché perdo l'alfiere, quindi potrei giocare questa spinta che non mi piace particolarmente. Non mi piace questa spinta. Ah, scusa, io posso uscire con la donna, no? Dove sta scritto che devo uscire col cavallo, però ok, allora facciamo così. Facciamo così, se catturi comunque mangio con la donna, esatto. E qui potrei, anzi credo che devo per forza mangiare d'alfiere. Attacchiamo quel punto lì. Attenzione sulla difensiva, attenzione sulla difensiva, su cui lui potrebbe venire in F5 o semplicemente gioco B3 aumentando la pressione su this point. E niente, penso che semplicemente dovrà spingere indebolendosi un pochettino. In caso di cattura sul cavallo, ovviamente catturo con l'alfiere, quindi penso che sia buona questa. Ok, attenzione che qui si è creato un bel buco dove potersi impiantare, però non è ancora il momento, dobbiamo completare lo sviluppo. Ho paura di F5 che ora non può fare. Ops, ora non può fare. Però alfiere 6 è una mossa stupidissima così, potrebbe rompermi le scatole. Non lo so. Paura di F5, poiché dopo le ritirate di alfiere da qualsiasi parte c'è questa. Però ora non c'è nulla da temere, per ora. Per ora, a meno che io faccia H3 e lui mi faccia F5. E mi ritroverei onestamente non particolarmente felice. Tanto possiamo giocare questa, completando lo sviluppo. Fammi vedere un po' che si può fare qui di bello da queste zone. Spero che non ci sia nessun trucchetto perché avrei paura. Cavallo, dove vuoi andare? Vuoi andare qui? Ok, mi va bene se vai qui. Vuoi sostenere questa spinta? Mi va meno bene. Adesso posso giocare H3. Adesso posso giocare H3. Adesso è il momento di giocare H3. Alfiere 6. Presumo alfiere 6 che ti blocca il pedone in E. Sarei abbastanza felici, no? In teoria. Oppure semplicemente spostiamo questo cavallo tipo... Questo cavallo potremmo spostarlo qualcosa di questo tipo. Non è male, eh? Non è male, ma forse c'è di meglio. Fammi vedere un attimino. Così. Allora, fatemi ragionare un pochettino, che qui bisogna capire bene come portarsi a casa la partitina. Se ora noi andiamo
Andiamo di... Allora, il cavallo lo vuole mettere qui e questo è poco ma sicuro, giusto? Giusto. Non può giocare qui se io gli scopro la torre, quindi questo alfiere, giochiamo questa, giudicata. Tac, tac, però ho lo stesso problema identico di prima, che non so come proteggere poi questo cavallo, quindi o tolgo il cavallo o inizio a proteggere subito questo cavallo. Io mi sa che il cavallo lo devo togliere a molto malincuore perché da qui sta bene, da qui stava bene questo cavallo, però lo devo togliere. Ma se lo metto qui cambiamo tutto e non mi va. Se lo metto qui è abbastanza inutile, poiché dopo H6 non vedo cose particolari. Quindi io devo farlo andare in D2. Mi sembra strana come manovra, ma potrebbe essere possibile. Ok, cavallo F6, ora posso... Ok, alfiere 6, va bene. La donna da qui ha finito i suoi compiti. Ha finito i suoi compiti e potremmo portarla... Così gli apro la posizione, gli faccio un favore. Perciò credo che addirittura in D1 possiamo metterla, visto che non c'è più la minaccia momentanea per ora. No, ci sarà ancora a breve. Allora facciamo così, sin da me. Tac, tac, tac. Facciamo questo piano, in modo tale che andiamo a rompere l'arrocco e poi con batteria di donne alfiere attacchiamo su H7. Sì. Adesso però c'è cavallo. Cavallo qui. Penso che tu voglia andare in D5, che è la posizione migliore per questo cavallo. Bravo, bravo, bravo. Ti stai riprendendo? Sei felice? L'importante è che tu sia felice, Perché poi non voglio sentirmi dire, ah no, non sono felice. Allora io posso continuare il mio piano con H4 a seguito di cavallo in D5, semplicemente ritiro il mio alfiere in H2. In H2 no, anche in G3. Però un po' passiva come roba. Tanto H4 va fatta. Mi spiace che non ho ancora portato in gioco questa torre, ma devo capire prima come si sviluppa il gioco prima di pensare a quella torre. Quindi per ora giochiamocela così, H4. Se gioca... altra manovra strana di cavallo. C5 non mi fa paura perché spingerei tranquillamente. E cavallo qui, vuoi ritornare in F6? Ora ti faccio questa. Se giochi questa potrei anche pensare di spingere addirittura. No, potrei catturare. Quindi posso farla? Posso farla. Vediamo se c'è di meglio. Vediamo prima se c'è di meglio, perché bisogna sempre vedere se c'è di meglio in queste posizioni. E poi si gioca. Si gioca. Questa ovviamente tiene un po' di situazioni. E quindi dovrei dare il mio alfiere campo chiaro. Però avendo lui tutti i pedoni su case chiare, se io do il mio alfiere campo chiaro sono anche felice, onestamente, no? Facciamola. Cavallo F6. E ora per forza questa. Catturerà col pedone in F, col pedone in H, è più corretta. Più corretta. E adesso posso ritirare l'alfiere anche in F3. Ragazzi, ricordate che due alfieri affiancati sono potentissimi. Questa è un'altra cosa importante. Cercare di mettere gli alfieri su case affiancate. Su F3 mi aspetto alfiere G4.
anche perché il mio avversario non ha troppe robe da fare. No, solfiere G4 però perde questa, quindi possiamo giocarlo. Possiamo giocare alfiere F3. Vediamo se ci sono altre robe. No, non ci sono. Alfiere, ok, mi minacci la donna. Semplicemente io me ne vado da questa diagonale, non ho intenzione di combattere in questo modo, auto-inchiodandomi la donna, semplicemente me ne vado. Se tu giochi qui, boh, ripeteremo un po' di mosse, poi si vedrà, ma penso che me ne vado qua, sono più contento. Non è una diagonale che mi interessava particolarmente. Torre qui dietro, esatto. Questo pedone era in presa. Adesso posso progettare un raddoppio di torri sulla colonna E, per esempio. Tac, no, questo mi darebbe fastidio. Tac, questa mi darebbe fastidio. Che do balls. Come la progettiamo sto raddoppino? Come lo progettiamo? Allora, intanto possiamo minacciare questa col cavallo e possiamo minacciare questa col cavallo. Quindi, prima di pensare a un raddoppio, forse questo cavallo conviene riposizionarlo qui, minacciando questa. Quindi mi aspetto un B5 dopo questa. E poi questa. Poi segue C5, non può seguire altrimenti perde la torre. Quindi vai, giochiamocela prima così. Aspetta, su questa c'è il cavallo qui, mi minaccia l'alfiere, tiene questo punto. Però va bene, va bene, va bene, io poi gioco cavallo qui. Ah, zzarola, c'era quella. Mamma mia se sei fastidioso. Mamma mia se sei fastidioso. Cazzarola, e mo c'è questa. C'è un modo per liberarmi da quella. Tac. E mi sa che devo forzare il cambio delle donne. Cioè, mi sa che devo forzare questa mossa, appunto. Devo forzare questa mossa. Poiché non c'è modo, se vado qui mi becco il doppio. Sì, questa. Si guadagna un pedone in teoria. In teoria si guadagna un pedone. Cattura qui, no, meno male che non l'ha fatto. Però sì, non è stata la mossa più brillante del 20. Ecco, vedi. Poi a un certo punto i computer, per mimare lo stile di gioco umano, iniziano a farti queste mosse. Veramente, veramente no sense. Veramente no sense. Vado di torre, cavallo qui, torre qui. Vado di torre. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Cavallo qui è fastidiosa, cavallo qui. Però potrei darti, chi ti do? No, cavallo lì è troppo fastidiosa, perché c'è la scoperta sulla mia torre, quindi devo mangiarti, ahimè, di alfiere. Tac, tac, e quindi sì. E quindi sì, di alfiere. Ok, dai, è il momento di agire un po' con le torri. Guarda qui, c'ho questo bello scudo di pedoni. Facciamolo valere. Quindi ho una maggioranza qui sull'ala di donna. Quindi questi pedoni dovranno iniziare a essere interessanti. Innanzitutto blocchiamo tutte le eventuali spinte di questo tipo. Innanzitutto, questa è la prima cosa da fare. Esatto. E ora finale di torri, mamma mia che casino sto finale, veramente un gran casino. Vai, andiamo di raddoppio, qui cos'è? Lascio raddoppia. Potrei cambiarti l'alfiere sul cavallo, forse potrebbe convenirmi, forse sì o forse no. Forse sì o forse no, perché dopo che questo tuo cavallo sarà andato qui, vabbè, te lo papperei subito, pedone isolato, però poi non ho più l'alfiere campo chiaro. Vabbè, dai, giochiamocela secondo i principi della teoria. Giochiamocela tranquilli.
Vai, raddoppiamo le torri. Ok, mossa inutile di torre. Ok, mossa ancora più inutile. Posso giocare alfiere qui. Tu vieni qui con la torre. Alfiere qui. Aspetta, che qui stanno succedendo una serie di mosse inutili. Tac, tac, mi prendo questa posizione. Però mi piaceva anche questa posizione, onestamente. Tac, tac, tac. Va bene, dai. Tutto sommato ci può stare. Tutto sommato ci può stare. Ok, chiedi il cambio? Chiedi il cambio? Potrei anche cambiarti. Potrei anche cambiarti in effetti. Sì, perché no? Perché no? Però non subito. Posso venire anche qui con la torre, che è bellina, bellina. È bellina, bellina entrare lì con la torre. È bellina. Alfiere qui. Ma infatti devo prima mettere al sicuro. Devo mettere al sicuro. Cattura. Mamma mia, no, è brutta. È brutta. Alfiere qui è brutta. Alfiere lì non mi piace neanche un po'. Sono costretto a catturare la torre, torre. Torre, torre, torre. Aspetta, fammi ragionare bene. Scendo qui, alfiere qui, catturo la torre. Mi cattura la torre. Gli catturo la torre per forza. Mi cattura qui, catturo qui. Quindi non può farla. Ci ho calcolato bene, non può farla. Facciamola allora. Tac, queste robe qui non mi fanno paura, che l'alfiere si ritira qua. Boh, raga, penso di aver calcolato bene, poi ci penseremo. A tutto il resto ci penseremo. Ah, Zzarola, devo mettere il re qui. Ah, adesso me la fa, adesso me la fa. Adesso sì che può farla. Adesso sì che può farla. Ho calcolato male. Dovevo prima coprire questa torre. E adesso catturo, catturo, catturo. Vabbè, cambio tutto subito. Altrimenti c'è questa veramente dopo. A meno che io non vado qui con l'alfiere. E non può più fare questa. Cioè la può fare lo stesso, ma dopo... Dio, che brutti sti pedoni. Mamma mia, che brutti. Che brutti sti pedoni. Sì, no, non gli conviene. Cioè, non... Oddio. Tac, scusami. Tac, c'ha poi la debolezza qui da tenere. C'è la debolezza qui da tenere. Cattura, 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 cattura. Mamma mia. Bet, mi stai creando serie difficoltà. Serissime difficoltà. Ma proprio spiacevolissime. E allora andiamo di change. Andiamo di change. Giochiamo un finale con un pedone in più. E chi si è visto? Si è visto. Yes. Yes. Adesso cercherò, ecco, devo arrivare qui con l'alfiere Campochiaro. Se riesco a trovare il modo di manovrarlo e portarlo lì, sono abbastanza felice. Ok, allora, re, 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 re. E queste sono una casa, due case, tre case, quattro case, cinque case. Però non è detto che io riesca ad arrivare lì, perché se ci sarà l'alfiere... Quindi il re magari potrebbe fare 1, 2, 3, 4, ci mette molto meno tempi e almeno riesce a supportare i pedoncini e le varie avanzate, quindi è il momento. Vai, vai alfieri, fatevi valere, alfieri fatevi valere. Questo regalino perché così, vedi? Un essere umano non l'avrebbe mai e poi mai fatto. Dopo mi fai questa. No, questo è proprio un regalo gratuito, classico da computer, classico regalo da computer. Ok, vuoi venire qui?
e posso anche capirti che tu voglia venire lì, ma non è detto che io debba sorbirmi. Allora, intanto re qui. Tac, posso anche spingere B4. Posso spingere B4 tranquillamente. E su questa qui mi avvicino qua. Se qui cambio il cavallo, penso che questa qui sia vincente. Non subito, questa è perdente, re qui penso sia vincente. Poi boh, non è che ho calcolato bene ogni minimo dettaglio, però questo intanto te lo catturo tutta la vita. Così tu catturi qui e abbiamo due pedoni contro uno e in teoria, poi la pratica è sempre molto diversa, ma la teoria dovrebbe essere questa. Fai vedere se spingere subito. Sì, spingo subito. Però poi ho il re rilegato a questo punto e non mi piace. Sai che non mi piace avere il re. Se faccio così, ops, faccio il re così. Tu vieni qui, io faccio così, tu fai così, spingo, mi piace molto di più, onestamente. Quindi re qui, abbiamo detto. Re qui e con calma spingiamo. Tanto non c'è fretta. Tac e tac. Esatto, bravo amico. Ok, adesso mi piacerebbe tanto fermarti in questa carica. Mi piacerebbe tanto alfiere qui così. Questa mi piacerebbe assai. Su alfiere qui tu giocherai probabilmente questa. Io ti spingerò e tu ti incastrerai e nessuno può più andare a promozione di là. Ok, andata. Andata. Questa è andata. Questa è andata. Ok, mettiamoci l'alfiere qui. Ok. Spingiamo un po' di robe. Ok. Catturo col re, c'ho i due pedoni uniti di qua, o catturo col pedone, c'ho i due pedoni uniti di qua? Forse conviene catturare con il re. Questo però è passato. Questo è passato. Quindi questa dovrebbe essere più cattiva. Anche se col re qui ho più mobilità. Ho anche più mobilità col re di qui. Quindi questa è una bella cosa. Questa voglio vedere ad analisi fatta se era meglio cattura di pedone o di re. Ho anche paura che se catturo di re e poi mi allontano non riesco più a spingere questo pedone, quindi niente, catturerò di pedone. Ok, col Kaiser che proprio io ti catturo, bravo. Ok, siamo qui, siamo bloccati. Adesso ho bisogno di pedoni su case chiare per compensare un po' di robe. Ho bisogno di queste cose. Allora, attenzione però, attenzione, questo alfiere deve essere mobile per eventuali manovre brutte. Ok, vai, teniamo tutto. Cavoli, bet, ci ha fatto sudare, però vedi, ti regala i pezzi, anche contro 1880 mi aveva praticamente regalato un pezzo così. Cioè, perché il computer vede che tu reggi la posizione, non caschi ai suoi vari trabocchetti, quindi dice, vabbè dai, questo è bravino, lo facciamo vincere, ti regala le cose, ma non funziona così nella vita reale. Ok, questo è forte, questo pedone che mi controlla le case bianche è forte, ma è forte anche il suo alfiere qui così. Quindi non so se aprirti la diagonale dell'alfiere subito. Facciamo prima così.
Nel dubbio, ragazzi, muovete il re. Questa è la nuova massima. Vedi? Perché ti regala i pezzi? Cioè, non esiste, non nessun 1600 di questa faccia del mondo ti regala i pezzi in codesto modo. Ok. I don't think you check lead to something. Oh, guardate la coordinazione perfetta di questo alfiere e di questo pedone. Mamma mia. Re, puoi solo guardare, e re, puoi solo guardare, puoi solo guardare. Attenzione alla patta, che i computer sono molto bravi a prendersi la patta. Ma sai che potrei andare con un'altra regina a promozione? No, dai, non facciamo gli sboroni, su. Allora, facciamo così. Ok, bravissimo. Vai pian piano in the angolin. In the angolin without prendere pat, possibilmente. Possibilmente. Ok, scacco. Scacco, re qui, scacco, matto. Sì. Esatto, alla prossima. Ok. Andata. Andata, ragazzi. Zero mistakes, zero blunders, però l'analizziamo lo stesso perché va analizzata. Vediamo cosa dice qui il computerino. Allora, vai computerino. D4 cavallo F6, G6, E4, D5, alfiere D3, rocco corto A6, torre 1, alfiere G4, mistakes, poiché posso giocare subito I5, che non l'ho fatta, ho giocato C3, un'imprecisione, ok, donna C8, donna B3, va bene, tutto ok, cavallo D2, alfiere lì, donna C2 la migliore, H4, ottima, ottimo, bello anche questo, cattura, questa è stata un'imprecisione, devo giocare H6, pedone in sesta traversa era più forte, non l'avrei, non lo so, non l'avrei giocata, era giusto spingere, toglieva tanto spazio, però ho detto questa indebolirà l'arrocco, fiere F5, cavallo qui, ecco questa. E questa metto che... Però ho perso tutto il vantaggio, raga. Cioè, avevo un vantaggio di più 79 e l'ho perso. L'ho perso. E qui non poteva... Aspetta, Su questa... Ah, non poteva fare questa perché c'era questa. Prima in partita non l'avevo vista. Ok. Erroraccio. Erroraccio, io ho catturato con l'alfiere, perché dice che col pedone è molto più forte? Poiché dopo lui va in D5, cosa succede? Niente di particolare, quindi è inutile che mi fai sghettare un'imprecisione, voglio vedere quanti avrebbero catturato col pedone qua, così, ma va bene, alfiere ok, torre 8, va bene, raddoppio, alfiere, torre, va bene. Ecco, questa qui cosa devo giocare? Alfiere F4 devo giocare. Invece così, 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 ok. Questo vabbè, è un errore, ma si vedeva lontano un miglio. Va bene, ok, ok. Questa è sbagliata? C'è un'imprecisione questa? No, dai. Questa è un'imprecisione, forse avrei dovuto subito partire all'attacco così. Tu dici tanto qui non succederà nulla, siamo 2 contro 2, giustamente. Ok, alfiere 5, ok, cattura, G3, va bene, cattura, cattura, va bene, vabbè, questo è vinto. Cos'è che io devo vedere? Ah, devo vedere se era meglio catturare col pedone o col re.
col pedone alla fine. Alla fine la mossa migliore era la cattura di pedone qua. Perché col re invece quanto mi dava? Perdevo 3 punti di vantaggio. Da più 7,89 a più 4,88. Così brutta questa? Sarebbe stata così brutta? Forse sì. Forse sì. Vabbè. Tac tac tac. Ok. E va bene. Vabbè, poi questo è un finale a 6, eccetera, eccetera. Ok, dettagli. Precisione poca. Precisione poca. 85. Va bene ragazzi, ci rifaremo assolutamente. Anzi no, aspetta, cos'è questa roba qui? Ah, performance per pezzo, che figata, non l'ho mai visto. Mosse di pedone 94% giuste. Quelle peggiori sono state le mosse di torri, ovviamente. 52% le mosse di re. E guarda invece il computer 95% di mosse. Bravo. Ottimo, va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!